Grazie. Di questo 2020 ci ha portato un regalo, nel senso di questo libro che alcuni di noi che hanno avuto il privilegio di leggerlo in anteprima hanno esortato perché venisse alla luce come libro. Stasera lo abbiamo anche fisicamente, alcuni di noi l'hanno letto già come ebook. E Vincenzo, l'hai chiamato Vanzature, Avanzi, il doppio titolo in dialetto di Ischitella e in italiano dice anche che anche questo libro, come il precedente Straloche e Traslochi, presenta testi sia in lingua sia in dialetto. Però io vorrei soffermarmi prima con te sul titolo che già è un titolo programmatico. E in che senso? In una questione che per me nella tua poesia è una tua questione di metodo, di stile, di visione del mondo e anche di vivere la poesia e l'essere poeta, evitare accuratamente qualsiasi termine roboante e anzi andare a cercare non solo nella lingua italiana ma tanto più nella lingua materna, nel dialetto di Ischitella, quei termini che dietro l'apparente umiltà però riservano una ricchezza di significati. E in questo avanzi e vanzature è un termine affascinante, perché non è soltanto quello che rimane, che è scartato, è quello che non può essere venduto, non può essere fatto merce. Gli avanzi si consumano, non puoi diciamo proporli fuori dalla dimensione. Però c'è stata una tua conversazione con la poetessa e critica Nelvia Di Monte, che mi ha suggerito ancora una lettura di questo titolo, perché lei ti ha suggerito ciò che rimane, perché dice ma no, avanzi, vanzature è troppo umile, è troppo, insomma stiamo cercando, insomma, perché giochi con l'understatement in modo da svilire la tua poesia. E in realtà ciò che rimane, ciò che resta, a me che di professione ho scelto quella dell'insegnante di lingua e letteratura tedesca, non può che far venire in mente uno dei distici più citati non solo nella poesia ma anche da filosofi, che è il finale di Andenken, ricordo di Friedrich Hölderlin. Ma ciò che resta lo fondano, lo accendono, perché stiften non vuol dire soltanto lo fondano, anche lo accendono i poeti. E insomma, quindi da questo titolo, Vanzature, Avanzi, dall'abbassamento voluto del tono, poi invece scaturisce un'ampiezza di significati che è una affermazione poi molto consapevole del tuo essere, non fare, soltanto essere poeta. Ho interpretato in maniera eccessiva, ecco, su queste mie riflessioni, anche sulle riflessioni di Nelvia, vorrei che insomma ci raccontassi qualcosa. Allora, io a Nelvia Di Monte voglio molto bene, perché è una critica ed è una poetessa che stimo tantissimo, però non ho accettato il suo consiglio, perché quello che rimane
è un titolo, diciamo, che in parte è anche abusato, cioè io ho visto parecchi titoli che sono quello che rimane, e poi comunque mancavano alcune cose all'appello di quel titolo. Io mi sono rifatto a Ivan Zatur, perché il titolo principale è in dialetto del mio paese, e noi con Ivan Zatur abbiamo mangiato, insomma, quindi non si gettava niente. E quindi ho voluto sottolineare questo in un mondo dove c'è uno sperpero di risorse infinite. Io sono modestamente anche un patito di ecologia, quindi cerco nel mio piccolo di essere il meno inquinante possibile. Non ho mai avuto una macchina, né penso di averla, a meno che nella vecchiaia impazzisca, quindi io ho cercato nel mio piccolo di inquinare il meno possibile, perché l'uomo è una cosa straordinaria. Cioè a Ischidella, quando ero piccolo io, c'era soltanto un piccolo montarozzetto dove c'erano i rifiuti di tutto il paese, quindi non si buttava via niente. Adesso poi siamo diventati nel corso degli anni degli scienziati e quindi buttiamo via la roba e poi ci stupiamo che la natura ci tira in fronte delle botte da orbi. Quindi mi mancava intanto questo aspetto qui, e poi è un aspetto molto affettuoso, cioè io quante volte ho mangiato i vanzature del giorno prima, per esempio i macaroon mangiati il giorno dopo, ripassati in padella, vabbè che adesso siete sazi come porcelli, quindi non apprezzate fino in fondo i vanzature, però noi ci siamo cibati di quelle cose e qui abbiamo un enogastronomo, quindi l'uomo è ciò che mangia, dico, quindi non anche. Ecco, quindi io ascolto sempre con molto interesse i critici, perché fanno scoprire a noi poeti delle cose che inconsapevolmente diciamo, cioè noi blateriamo, nel senso che almeno io personalmente cerco di seguire il maestro Leopardi, il quale scriveva su ispirazione e correggeva quando era ispirato, quindi ha scritto pochissimo, e io cerco di eliminare quante più parole possibili, più vado avanti e più sarò breve, non come questo intervento che sto facendo adesso. Quindi non so se ho soddisfatto la tua. Questa è ambientata nel Piemonte, a Valfedera d'Asti, praticamente immaginate un altopiano, perché uno parla del Piemonte, vede subito le Alpi, ce le abbiamo tutte attorno, però il nord si sta trasformando in una semi-Africa d'estate, perché c'è un caldo pazzesco, c'è un'afa opprimente che eravamo abituati ad averla nel sud, e io mi trovo sempre più spesso a camminare in posti che di fatto sono deserti, diciamo, eppure sono coltivati, quindi qualcuno va lì con il trattore in ore inopinate e quindi ecco, questo è quello che io mi trovo camminando per ore, perché adesso mi diletto, sto rubando il mestiere a un mio amico, al marito di Maria Antonietta. Mi sto esercitando come fotografo, ma io la fotografia la uso come appunti che poi mi serviranno forse per introitare meglio i paesaggi. Allora, questa fa lentamente. Cammino e non vedo né Alpi né Bric. Attorno la vasta pianura assetata, e dentro i tuoi passi lenti, sbilenchi, affaticati, la mente persa, inquieta, in tempesta. E io descrivo praticamente un viaggio, questo ve lo dico così per capire meglio un viaggio notturno con mio nonno Vincenzo e con il ciuccio Cicillo, che noi gli diamo dei nomi da Francesco, si chiama Cicillo, quindi l'asino di mio. E andavamo a vedere il cinema all'aperto,
perché Rodi Garganico era una cittadina che commerciava e quindi aveva il cinema all'aperto, e quindi vedete che cosa ci è successo con Nonno Vincenzo. Me lo devo leggere anche in italiano? Penso che si capisca Che dici tu, Francesco? A me sta bene. Devo leggere in italiano No. oppure vado sul dialetto? No, Benissimo. dialetto. Così risparmiamo un po' di tempo perché la stiamo facendo lunga. O no? Da un trattore di luna strasciniavi pide papanon e i atlete pede catapede secutan n'ardore de lavare e de mare e via via appiccian una fratta de vucid e de verme lucente, sono le lucciole verme lucente. Quan arruata una vanna a comparette a luna e rode bianche, ma bianche che manco latte. Devo soltanto spiegare il vento che a Vico, un certo tipo di vento, di quello che ti spoglia, lo chiamano stracciapezzente, che è bellissimo come espressione, cioè addirittura straccia quello che non si può stracciare perché già il pezzente è senza panni. Mena novente stracciapezzente, tu non ci accatte, tu non ci venne, tenga a ciamorie e sarà vorie, oggi e fa ugne, lo vado da torna. I de vente e de nuvola so fatte, a come a te scadete, che cagne facce ogni sciusce che nuvola cagne, nuvola morre, nu moon, a come i prete, nu mare de prete, mai gli stesse prete e mai gli stesse nuvole. Cagnano come a me che mai ma figlie. Eppure stenga a come a te, tu che de vente e nuvola m'hai fatta. Salutiamo le autorità presenti, Vincenzo e gli intervenuti. Salutiamo i membri della giuria: Rino Caputo, Anna Maria Curci, Manuel Cohen, Vincenzo Luciani, Giuseppe Massara, Cosma Siani e Marcello Teodoni. Hanno lavorato tanto e bene. Un saluto ai poeti, vincitori della